38 provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato oggi a Taranto. La squadra mobile, alla conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha posto sostanzialmente a chiuso l'attività di una agguerrita organizzazione mafiosa che da tempo governava una parte del territorio della città di Taranto, ma anche parte della provincia. È stato contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, è stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, sono stati contestati anche reati aventi ad oggetto l'uso, la detenzione di armi e ovviamente anche reati che hanno a che fare con l'estorsione. Una delle maggiori attività criminali di questa organizzazione, peraltro caratterizzata da una posizione dominante di due soggetti di sesso femminile, sono due donne in ruolo apicale con compiti di capi di questa organizzazione. Una delle attività più delicate, più forti, più massive di questa organizzazione era appunto quella di sottoporre a estorsioni qualunque tipo di esercizio commerciale o di attività economica si trovasse nell'ambito territoriale di appartenenza dell'organizzazione stessa. L'organizzazione poi non si avvaleva soltanto di questo, di questa metodologia nei confronti dei cittadini e quindi degli esercizi commerciali della zona di appartenenza, ma addirittura imponeva un'attività estorsiva anche a soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, quindi il pieno controllo assoluto del territorio. Il GIP, nel motivare l'ordinanza di custodia cautelare, cita come metodologia mafiosa un'azione tipica di questa realtà, che è la realtà tarantina, e un po' si differisce dalle altre realtà pugliesi. Si parla di estorsioni evocative perché il metodo mafioso è un metodo silente e le organizzazioni criminali, in questo caso l'organizzazione colpita dai provvedimenti di custodia cautelare in carcere, non hanno bisogno, come succede invece in altre parti di quel territorio, di agire violentemente e di porre in essere attività violente nei confronti degli estorti, che purtroppo proprio per questo non hanno neanche denunciato. Quindi abbiamo riscontrato una assoluta passività dei molti soggetti sottoposti a estorsione. Questa organizzazione vantava anche rapporti con organizzazioni camorristiche, comunque provenienti dall'area partenopea, per il fatto che si forniva di sostanza stupefacente, segnatamente di cocaina, da queste organizzazioni per il commercio di queste sostanze. In questa attività, cioè nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di commercio di droga, che aveva riguardo anche a hashish, questa organizzazione entrava in contatto anche con altre organizzazioni locali che in qualche modo la affiancavano nello spaccio di queste sostanze. Due di queste organizzazioni sono state individuate anche nel corso delle indagini, quindi si è proceduto a trarre in arresto i componenti anche di questi consessi criminali dediti al commercio di stupefacenti. Infine, una particolarità: i membri di questa organizzazione facevano un'attività costante sui social e molte delle comunicazioni che riguardavano il consesso criminale disarticolato oggi dalla squadra mobile e dalla Polizia di Stato a Taranto, molte di queste attività che appunto riguardavano questo gruppo mafioso erano attività riportate in qualche modo a livello di comunicazione sui social, nell'ambito dei quali spesso gli stessi componenti dell'organizzazione si facevano, riprendere e si facevano notare.